Partecipo con assoluta serenità perché io non temo contaminazioni e siccome sono uno strano uomo di destra mi piace confrontarmi con chi non la pensa come me, se no chi scappa dal confronto, sai, con la scusa della incomunicabilità poi finisce col dover rendere conto agli altri delle proprie scelte. Veniamo al concreto. Sole 24 Ore dice Catania è maglia nera. C'è una diffusa insicurezza singola, individuale e collettiva. L'abbiamo vissuta, quelli che abbiamo qualche anno di più, negli anni 90, agli inizi degli anni 90, quando a Catania si contavano 100 morti ammazzati. Si ammazzano tra di loro, si diceva, non è così. Un morto ammazzato, una macchia di sangue sull'asfalto è sempre un trauma e una ferita per la società. Determina una carenza di qualità della vita e poi abbiamo anche capito può coinvolgere anche persone innocenti che nulla c'entrano con la resa dei conti delle organizzazioni criminali. Questo diffuso senso di insicurezza si accompagna ad una crisi economica devastante. Chi a Catania viveva sulla soglia della povertà relativa oggi è scivolato verso la povertà assoluta. Chi viveva a stento con dignità oggi scivola verso la povertà relativa. E a fronte di questa realtà drammatica, il Comune di Catania diventa un problema nel problema. Bianco soffre del complesso della comparazione.